Gli austriaci vanno annegati nel loro stesso sangue, mentre gli italiani che si battono al loro fianco sono Caini e Giuda destinati alla dannazione eterna. Così recitava nel 1848 uno dei vari catechismi rivoluzionari della propaganda anti-austriaca risorgimentale. Poi alla domanda «Quando saremo benedetti nella nostra nazionalità?» si rispondeva «Quando avremo bevuto il sangue dei tedeschi nei crani di Metternich e Radetzky». Degli oltre 70.000 uomini di cui Radetzky disponeva nel 1848 nel Lombardo-Veneto, circa un terzo erano italiani. 2 erano i corpi d'armata, con comandi a Milano e a Padova, e 8 erano i distretti. 1 era quello di Udine, con giurisdizione sui territori delle attuali province di Udine e Pordenone e sui comuni trevigiani e bellunesi alla sinistra del Piave. Sebbene nel 1948 si paventasse addirittura la fine dell'apparato statale imperiale, gli austriaci riuscirono infine a controllare buona parte delle loro forze. Molti sbandati e disertori rientrarono, mentre a quelli rimasti fedeli vennero scontati 2 anni di servizio. La leva obbligatoria ne prevedeva ben 8. Non di meno si verificarono fatti clamorosi come quello che adesso raccontiamo. Il 26esimo Fanteria, uno dei reggimenti dei soldati arruolati dagli asburgici nella parte veneta, annoverava 3 battaglioni composti quasi per intero da friulani, 2 acquartierati a Bludenz, 130 km circa a ovest di Innsbruck, e a Bregenz sul lago di Costanza, il terzo di guarnigione tra Udine, Osoppo e Palmanova. Dal 1844 al 1848 il 26esimo reggimento si chiamò Arciduca Ferdinando d'Este. Nel marzo-aprile 1848, mentre, come scrisse il capitano von Eichelberg, le fiamme della ribellione si diffondevano selvaggiamente e regnava l'incertezza, Udine si liberò per un mese dagli austriaci. 2 compagnie del 3° battaglione del 26esimo disubbidirono allora al maggiore Reichling Meledek e in seguito ben 224 militi su 380 disertarono, certi o quasi di farcela data la situazione. In diserzioni come questa, non infrequenti comunque da ambo le parti, come già dicevamo, giocavano vari fattori, dai sentimenti filo-italiani al desiderio di uscire dall'esercito, dal timore di trovarsi dalla parte sbagliata nel momento sbagliato, alle costrizioni subite da altri disertori. A Bludenz, a inizio maggio, alcuni friulani del 26esimo si rifiutarono di scendere a combattere in Italia e furono destinati alla fucilazione. Ma l'udinese Sebastiano Riva e altri convinsero buona parte dei commilitoni, molti dei quali già irrequieti o addirittura reclutati fra criminali comuni, e convinsero anche quelli di Bregenz a liberare i condannati e a disertare. Iniziarono allora convulse marce di oltre 700 soldati, in parte dispersi e in parte riacciuffati o uccisi dagli austriaci. A metà mese comunque circa 220 disertori riuscirono a raggiungere Como e Milano, dove furono calorosamente accolti. Il nostro Sebastiano Riva militò nelle file italiane, 17esimo Fanteria, e lo fece fino al 1858, poi trovò un impiego sinché nel 1868 tornò in Friuli, dove contribuì a fondare la Società Veterani del 1848-49. Poco prima di morire, nel 1890, rivolse un omaggio al conte e patriota udinese Antonino di Pramper, di lì a poco nominato senatore. Non pochi, fra i disertori del 1848, proseguirono in vario modo la lotta anti-asburgica, anche sino alla terza guerra d'indipendenza. Altri invece tornarono, volenti o nolenti, all'Austria. I cultori di storia patria Antonio Picco ed Ernesto D'Agostini attestarono che nel 1866, quando buona parte del Friuli divenne Italia, i soldati veneti, scrissero così, restituiti dall'Austria al nostro governo e presenti alla visita di Vittorio Emanuele II a Udine, 14 novembre, sebbene laceri e dimessi, mostrarono la più gioconda allegria di cuore, salutando il re con un fragoroso urrà che trovò eco nell'intimo sentimento della cittadinanza, lieta di vedere i suoi figli cavarsi infine di dosso l'odiata divisa straniera.
toni celebrativi, certo, toni da integrare con altre informazioni, con altre prospettive, ma che stimolano l'indagine sulla realtà alla quale si riferiscono.